Si è conclusa la seconda missione chirurgica del team di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina nell'ambito del progetto Cuori Ribelli in Camerun, a Yaoundé, presso l'Hôpital Général. Nell'ultima missione sono stati guariti 26 bimbi e, complessivamente, anche con la precedente missione, abbiamo guarito 50 bambini. Ad oggi, tutti i pazienti operati sono stati dimessi al proprio domicilio. A dirlo è il dottore Salvatore Maria Antonio Agati, capo missione in Camerun. Il progetto Cuori Ribelli, evidenzia Agati, aveva come obiettivo principale quello di garantire l'accesso a cure cardiologiche gratuite per pazienti provenienti da fasce sociali svantaggiate, che altrimenti non potrebbero ricevere trattamenti adeguati. Tra le principali attività, il progetto prevedeva interventi cardiochirurgici gratuiti in Camerun, creando le condizioni necessarie per offrire interventi cardiochirurgici salvavita, dando così un'opportunità di cura a chi ne è privo, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nel sistema sanitario. Abbiamo anche organizzato il trasferimento in Italia dei pazienti con condizioni cardiologiche più gravi, per consentire loro di ricevere trattamenti avanzati e chirurgia complessa, che non sono disponibili nel loro paese di origine. Infine, abbiamo lavorato al potenziamento delle competenze locali. Un aspetto fondamentale del progetto è l'investimento nella formazione del personale medico e sanitario locale, con l'obiettivo di accrescere la capacità di eseguire interventi di cardiochirurgia pediatrica in Camerun. Ciò non solo migliorerà la qualità delle cure immediate, ma contribuirà anche a formare una rete locale di specialisti, garantendo continuità e sostenibilità nel lungo periodo. Cuori Ribelli risponde a un bisogno urgente di cure sanitarie, ma promuove anche la crescita delle competenze locali, favorendo l'autosufficienza del sistema sanitario nel tempo. Il coordinatore del progetto è Enzo Palumbo, presidente e fondatore della ONG Una Voce per Padre Pio. Il team italiano era composto da un cardiochirurgo, 2 cardiologi, un neonatologo, un anestesista, 2 perfusionisti, 3 infermieri di REA, 2 intensivisti e 2 strumentisti. Il team locale, invece, comprendeva 3 cardiologi, 2 chirurghi toracici e cardiovascolari, 3 anestesisti rianimatori, 2 perfusionisti, 2 strumentisti, 2 anestesisti e 8 infermieri di rianimazione. In ospedale in Camerun, prosegue Agati, in quest'ultima missione abbiamo utilizzato un modulo di ICU con 7 letti monitorati, 4 dotati di ventilatore, una sala operatoria e un reparto di degenza ordinaria pre- e postoperatoria di 14 letti.